Sono solo alcuni degli oltre 120 presepi in mostra alle Case Piavone sullo Storga a Treviso. È uno degli appuntamenti delle festività natalizie organizzato dal gruppo folcloristico trevigiano che cerca sempre delle novità. Non sono presepi solo trevigiani, ma vengono da Foggia, dalla Lombardia, dall'Emilia e dal Friuli. Poi abbiamo presepi fatti da delegati ONU in Palestina, quindi sono molto sentiti, molto importanti. Tante le collezioni con esempi unici, come questa natività su foglie di cocco e quest'altra su pietra dura. Dai piccolissimi personaggi rappresentati in questo presepe dentro una provetta ai diorami con i suggestivi effetti luminosi. Sono tanti gli esempi nei due piani delle Case Piavone, il cui percorso è di fede, di storia e di territori. E l'esempio lo danno queste due opere realizzate con il legname recuperato dalle grave del Piave e scelto per le sue fattezze, in parte poi modellate dall'autore. È proprio l'espressione dell'artista che con mezzi e con la fantasia riesce a fare opere davvero importanti, perché io dico che il presepio, oltre alla natività, esprime anche gioia, incanto, bellezza. Un percorso unico nel suo genere, da vivere in queste festività e non solo. Fino al domenica 18 gennaio, ecco, orari dal giovedì alla domenica e anche su orari straordinari. Ingresso libero. Ingresso assolutamente libero e vi invitiamo a partecipare a vedere questa bellissima mostra.